Telespettatori di Telefriuli, benvenuti qui al Punto, benvenuto al sindaco di Treppo Grande, Manuela Cerotti, benvenuta sindaco. Buongiorno a tutti e grazie Enzo per l'invito. Bene, allora facciamo il punto sulla situazione di Treppo Grande, ma un impegno dal punto di vista dell'ottica femminile te lo devo chiedere, no? E quindi è una cosa anche particolare perché insomma sappiamo che le donne lavorano di più, ma purtroppo noi maschietti qualche volta non siamo ancora messi in riga. L'hai detto tu, Sì, che sì. lavoriamo di più. Beh, tra l'altro il nostro comune si contraddistingue anche per la presenza femminile perché in consiglio abbiamo più consigliere donne che uomini e quindi questa credo sia anche una peculiarità del nostro comune rispetto ad altri sul territorio, che ci ha consentito di fare alcune scelte anche di politica sociale e territoriale ben calibrate su quelle che sono le esigenze delle donne e delle famiglie, proprio perché c'è una rappresentanza di donne in consiglio che hanno potuto indirizzare scelte e poi anche poste di bilancio. Faccio l'esempio del doposcuola, è un servizio che abbiamo attivato proprio perché ai tempi l'assessora alle politiche sociali e all'istruzione aveva proprio rilevato che c'era la necessità di dare un servizio anche pomeridiano alle famiglie, perché la nostra scuola è a tempo normale, e quindi da lì è partito un percorso di confronto con i cittadini, con le scuole stesse e alla fine abbiamo attivato questo servizio. Non ci fosse stata quell'assessora donna, non avremmo attivato Una questo sensibilità servizio. particolare, anche concreta se vogliamo, no? Esatto. Soprattutto concreta. Bene, sicuramente questo periodo qui è un po', diciamo, chiamiamolo con un eufemismo complicato, ma difficile anche dal punto di vista psicologico. Nonostante tutto, le amministrazioni devono andare avanti perché, insomma, i bandi ci sono e il PNRR, come si dice, non è una brutta parola, ma il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tutti i comuni siete interessati, no? E voi avete qualche progetto particolare, no, sindaco? Assolutamente. Noi lo stiamo scrivendo, per cui seppur con difficoltà, ma abbiamo deciso di partecipare, perché ci dà la possibilità di mettere insieme in un'unica richiesta di finanziamento, ma anche in un unico progetto organico, tutta quella serie di azioni e obiettivi che fanno anche parte del nostro programma di mandato. E quindi da alcune opere infrastrutturali, penso all'ex chiesa di San Michele di Vendoglio che diventerà un punto di promozione culturale e turistica e che ha bisogno di finanziamenti per essere completata, a tutte quelle azioni e progettualità di carattere più sociale che stiamo cercando di portare avanti, come la mappa di comunità e quindi questa costruzione condivisa della memoria del paese, che poi può anche diventare però un mezzo per fare informazione turistica, no? E quindi Esatto, per conoscere meglio il Friuli bisogna anche che i comuni, no, tornino a scoprire le proprie identità. E assolutamente. quindi è una cosa, mi pare, molto sensata. Delle opere, diciamo così, di livello che avevate in progetto? Allora, beh, c'è questa del Sì, recupero della chiesa che per noi è centrale rispetto a tutto il sì, progetto di sviluppo e abbiamo appena fatto domanda di contributo anche sulla concertazione regionale per poter completare appunto la ristrutturazione della chiesa del 1200. E poi una buona notizia, abbiamo saputo da poche settimane che la regione ci ha finanziati con 1,5 milioni per l'adeguamento sismico e la riqualificazione energetica della scuola primaria. Noi ci eravamo bene. portati avanti, avevamo già progettato, quindi abbiamo già un progetto esecutivo e a questo punto possiamo iniziare i lavori finalmente. Beh, questa è una buona cosa, anche perché insomma le scuole sono un punto nevralgico delle comunità, no? E naturalmente se sareste passati al bilancio, l'avete già affrontato? Lo stiamo chiudendo e poi lo porteremo in consiglio entro la fine di marzo. Come ogni anno redigere il bilancio di previsione è un po' difficoltoso perché non abbiamo questo grande margine, per cui è un grande lavoro di cesello e di livellatura, però insomma lo chiudiamo e siamo riusciti a garantire tutti i servizi ai E con le cittadini. tasse come siamo? Le lasciamo come sono, Bene, quindi invariato a Treppo Grande. invariato. A Treppo Grande. Bene. C'è un punto nevralgico in tutti i comuni, no? Il personale e i segretari comunali. Ce ne sono pochi, tanti a scavalco, tanti sono anche in quiescenza, tanti fanno accordi. Poi c'è qualcuno che ha definito, qualche tuo collega, il turismo concorsuale, no? Uno arriva in un posto, poi vede sono delle altre posizioni, no? Poi c'è questo divario tra i dipendenti regionali e i dipendenti degli enti locali e anche degli altri, insomma, bisognerebbe riordinare un po' la cosa, no? Hai sintetizzato perfettamente quelli che sono i punti che secondo me le amministrazioni locali, ma anche la regione, devono avere sul tavolo, nel senso che in questo momento si fanno tantissimi concorsi per recuperare il blocco del turnover che c'è stato qualche anno fa,
ma ai concorsi partecipano sempre le stesse persone, poche persone rispetto alle aspettative e quindi poi succede che vieni assunto in un comune, 6 mesi dopo vieni chiamato attraverso un'altra graduatoria e ti sposti. Con un istituto che esiste solo all'interno del pubblico impiego, che è quello della conservazione del posto, che vincola il comune da cui tu ti licenzi a garantirti il mantenimento del posto per 6 mesi. Voi Quindi immaginatevi che cosa vuol dire per un comune piccolo che in un ufficio ha 1 o 2 dipendenti. uno può tornare anche indietro, per cui dice mi trovo male là, torno qua. Però io per 6 mesi non Sì. posso sostituirlo. Allora questo è un elemento contrattuale che in questo momento, io l'ho detto anche in direttivo ANCI qualche mese fa, va preso in mano, perché questa mobilità estrema di dipendenti proprio attraverso tutti Sì. questi concorsi, sia in orizzontale che in verticale, perché chi magari è di categoria C fa concorsi chiaro. di categoria D, per cui c'è veramente un grandissimo movimento. Però se a questo si somma anche il fatto che il comune da cui le persone vanno non possono per 6 mesi sostituire il personale, cioè diventa una cosa deflagrante. Praticamente, diciamo così, tra virgolette, tengono un po' in ostaggio l'amministrazione. Assolutamente. Questo è, no? Ma la Regione dovrebbe in qualche modo intervenire. Io penso che l'ANCI, che è il sindacato vostro, dei sindaci, dovrebbe, non dico battere i pugni sul tavolo che non usa più, ma perlomeno portare qualche proposta dove venga un po' vagliata, perché è insostenibile. Io sento tutti i comuni che hanno queste grandi difficoltà, per non parlare poi dei segretari comunali che non ce ne sono. Insomma. Esattamente, e quindi alla fine molti comuni anche di medie dimensioni hanno quasi rinunciato a cercare dei segretari e stanno lavorando, molti, con i vice segretari, che sono dei funzionari di esperienza che però devono anche gestire il loro ufficio, Sì. oltre che fare il segretario. E quindi capiamo bene che sì, i comuni sono assolutamente in affanno. Quindi poi richieste di contributo, progettualità anche importanti, se non c'è la struttura, anche, no? Sì, per poter poi gestire queste cose, e nei comuni piccoli non c'è quasi mai e quasi da nessuna parte, abbiamo una grandissima opportunità di rilancio che però viene messa in crisi dal fatto che poi non hai i dipendenti che ti La portano principale avanti i risorsa, progetti. diciamo così, i primi collaboratori dei sindaci, diciamo, hanno qualche problema di stabilità. E per fortuna c'è il volontariato in alcuni campi, non dappertutto, ma in alcuni campi c'è, no? E quindi anche da voi. Assolutamente, noi abbiamo numerose associazioni che sono attive in diversi ambiti e guai se non ci fossero, nel senso che il servizio pubblico deve in qualche modo trovare poi un arricchimento in quello che è il volontariato. No? Di servizio pubblico non si riesce a dare tutte le risposte in questo modo e quindi credo che uno dei compiti dell'amministrazione sia assolutamente quella di supportare il tessuto associativo locale, sì con i contributi, ma anche mettendo a disposizione sedi, spazi, dando supporto. Adesso noi ad esempio pensavamo di organizzare un corso di antincendio rischio alto, che è quello che serve per le manifestazioni, di pagarlo come comune, di offrirlo alle associazioni locali affinché i loro volontari possano avere anche quel certificato che è fondamentale per qualsiasi iniziativa. E poi c'è anche la questione un po' delle piccole attività, no? I comuni, dopo passata la pandemia, adesso mi pare che si stanno riaffacciando un po' con difficoltà, ma soprattutto anche nelle vostre zone dove occorrerebbe più turismo, più giro per dare un po' linfa a questi. E la situazione com'è da voi? Treppo è un posto abbastanza, no, importante. Beh, dal punto di vista turistico credo che abbiamo una ricchezza a livello di paesaggio, poi appunto c'è il passaggio della ciclovia Alpe Adria che ci mette in una condizione di poter ragionare in termini di prospettiva. Abbiamo visto qualche apertura di nuove attività, il che è un buon segno, anche perché stiamo proprio come amministrazione lavorando sulle infrastrutture per consentire ai privati poi di attivare no, delle attività ricettive piuttosto che di ristorazione, piuttosto che commerciali. E alcuni segni si vedono e quindi questo è positivo. Il progetto del PNRR, nel nostro caso, ha anche un obiettivo di questo tipo. E quindi di incentivare quella che è la nascita di attività a valere sul cicloturismo, ma che poi diventano anche servizi per i cittadini. Ecco, qualche evento particolare dell'anno dove ci tenete molto? Allora, noi abbiamo... Fate le manifestazioni estive che mi pare che tutti i comuni... No, Beh, adesso ripartiremo quest'anno. Sì, perché un po' anche dopo 2 anni di chiusura, insomma, ecco, qualche evento... Beh, noi teniamo particolarmente alla rassegna letteraria, l'abbiamo chiamata così, e quindi ogni mese organizziamo un incontro con un autore friulano
presentando il suo libro e conversando appunto con l'autore, ed è un ciclo di incontri che è partito qualche anno fa ma che ormai ha preso piede, che ci viene riconosciuto anche dai cittadini dei comuni limitrofi, e quindi le presenze a questi incontri sono sempre più importanti. Quest'anno abbiamo deciso di investire su questa rassegna proprio destinando dei fondi. La rassegna verrà presentata dalla giornalista Anna Piuzzi, che ci ha accompagnato in tutto questo percorso, bravissima, sì. E quindi riusciamo a valorizzare quelli che sono gli scrittori del nostro territorio, le loro opere che sono, insomma, nella maggior parte dei casi dei libri sempre di livello, e anche a promuovere quella che è la lettura, che è il nostro obiettivo poi fondamentale. Poi anche il contatto, no? La socialità, quando si conoscono, poi se ci sono anche persone di altri comuni, quindi c'è un'associazione che si allarga, no? Una cosa molto bella questa. Ecco, Sindaco, per quanto riguarda il dopo UTI, io lo faccio sempre questa domanda per capire come vi siete organizzati, no? Perché ci sono delle convenzioni particolari, c'è il Collinare, insomma. Sì, noi abbiamo la Collinare. Che è già una garanzia certo. per sé, no? Perché mi pare, sento anche i colleghi che fanno parte tuoi che sono molto soddisfatti perché c'è un vero confronto, un vero progetto. Sì, è un ente che ha una sua storia, finalmente è un ente locale, e io sono una grande sostenitrice delle UTI, l'ho sempre detto e lo dirò, nel senso che era l'unica alternativa ai percorsi di fusione, soprattutto per i piccoli comuni. Adesso noi abbiamo questa cornice che è la Collinare, che dobbiamo riempire di contenuti, alcuni servizi vengono già gestiti a livello comprensoriale, io credo che dovremmo avere il coraggio in questo momento di investire ancora di più, conferendo funzioni nuove. Parlavamo prima degli uffici tecnici, tutti i comuni della Collinare stanno assumendo, forse dovremmo iniziare a pensare che dovremmo conferire la funzione ufficio tecnico in Collinare e organizzare gli uffici per poli organizzativi, dando maggiore stabilità, no, appunto a questo tipo di uffici. È uno dei temi che secondo me dovremmo affrontare a breve. Bene, mi par bene, complimenti. Allora, Grazie. Grazie al sindaco di Trapogrande, Emanuele Celotti, tanti auguri all'amministrazione, naturalmente a tutti i cittadini e naturalmente che questa pronta ripresa coinvolga insomma un po' tutto Friuli, ma soprattutto anche quelle zone come il comune di Trapogrande che ci danno anche un lustro e ci danno anche la possibilità di capire che c'è gente che vuole ripartire, insomma. Grazie ancora. Grazie. Naturalmente Enzo. con voi alla prossima.